senza cadere, eh. Ora, un missile Ferrari. Ciao! Allora? Ma stavate dormendo? Ma guarda che sporca! Ma cosa hai fatto lì sulla testa? Mamma mia! E buongiorno! 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 Ehi, buongiorno! Chi è che ha fame? Chi è che vuole fare la colazione? Con le mele! Le mele dell'albero! Sentite? Mele! Chi è che ha fame di voi tre? Tutte e tre? Buongiorno, oggi è martedì, io sono a San Vito, parcheggiato qui lontano così faccio 2 passi e no, devo attraversare. Ok, stavo dicendo che praticamente gomme, niente, ciao, salve, e dunque sono a San Vito perché devo andare in farmacia. Abbiamo fatto colazione in baita, come avete visto. Purtroppo siamo scese quasi, no, subito no, però dopo un po' perché mia mamma deve tenere Leonardo, il mio cuginetto. Devo riniziare a camminare come in primavera e quindi per quello ho parcheggiato la macchina di Sante. Ed eccomi qui a casa, perché? Perché sì, devo cambiare lenzuola, però poi ho deciso di non farlo. Lo faccio magari dopo, e quindi ho lavato i denti, ho rimesso gli elastici, i 2 nuovi componenti. Yeah. Guardate che denti, cacchio, sono dritti, no, non sono ancora dritti, insomma. E ciao Pepe. Niente, quindi ho lavato i denti, ho rimesso gli elastici, mi ha detto di tenerli il più possibile, quindi Marina esegue. Questo mi aiuterà a non mangiare tanto durante il giorno. In farmacia devo tornare pomeriggio perché ha dovuto ordinare quello che mi serviva e quindi guardate Pippo, si sta lavando, bello Pippo, bello. Quando sono arrivata a casa Pepe era lì che dormiva, si è tolto il cuscino, si è fatto la cuccetta lì. Infatti io ho sempre detto Pepe è un gatto da trincea, si è fatto la barriera. Perché si accende sempre sto coso? Ho tolto la funzione che deve accendersi quando faccio così. Eccola di nuovo. Devo cambiare. Per fare colazione su in baita io mi ero messa anche il costume perché ho detto se c'è bel sole lassù fa caldo, si sta bene sulla terrazza. No, c'era il sole ma era debole e poi a un certo punto era un po' coperto, no, non c'è stata storia di mettersi in costume a prendere il sole, ma appunto avevamo poco tempo, siamo andate su alle 8 più o meno, siamo arrivate su un po' prima, però niente da fare. E oggi, adesso c'è il sole più forte, però è strano il tempo. Il Two Style e Donna Moderna avevano dentro una crema, adesso non chiedetemi quale, uno c'era una crema corpo e uno invece uno shampoo. Eccoli qua, allora, crema corpo dell'Equilibra e shampoo della Bottega Verde. Mi sono presa anche il coccolino di nuovo, questo qui a orchidea viola e mirtilli perché mi piace ed era tantissimo che non lo compravo e ho detto beh, cambio a morbidente perché sono stufa di quello dell'Eurospin adesso e quindi ho ripreso quello di marca. Mi pare che io possa stare da sola. Pepe che mi annusa, la canottiera è pulita. C'è anche Panna. Ah, eccola lì. Ehi Panna! Panna! Ciao. Ma tu sei Pepe! Ecco, vi ha fatto una coccola Pepe, che dolce. Panna! Bubi! Non capisce perché lui è dentro il telefono.
Che carino. La trippa, qui abbiamo la trippa. La trippa. Guardate, guardate cosa fanno questi due. Pepe deve sempre fare le botte a panna. Dunque, sto prendendo il sole, si vede, sono un po' rossa. Sono stata in farmacia prima a San Vito e mi sono fermata dai miei zii a prendere un frappè alla vaniglia e niente, mi godo questa giornata estiva, perché questa è una giornata estiva. Stamattina era fresco. Sì, era caldo ma non eccessivamente. Questo pomeriggio è proprio caldo, estivo, bello. Sarebbe stata una giornata perfetta anche per andare a camminare. Forse un po' troppo calda però sarebbe stato bello. Di sicuro mi sarei ustionata la faccia. Ho appena fatto la doccia e sono alle prese con questi, con gli elastici, perché non riesco a ficcarli cioè non riesco a agganciarli al canino, praticamente agganciare al canino l'elastico. Qua sotto riesco ma al canino no. Ok, yes, ce l'ho fatta. Uno, adesso devo mettere l'altro, tiro tutto di qua praticamente. C'ho la bocca che tira tutta da una parte. Oggi li ho tenuti fino a ora di cena, quindi sono stata molto molto brava. Non credo sarò sempre così brava. Praticamente devo agganciarlo al molare e al canino. È scappato l'elastico. Ci siamo? Sì, ce l'ho fatta. Oh, ma veramente è complicata la cosa. Beh, pensate che questi elastici sono made in Mexico. Ho già mal di denti. Non avete idea, cioè chi ha messo l'apparecchio lo sa, ho già mal di denti. Comunque dai, tutto sopportabilissimo, i miglioramenti si notano tantissimo. Adesso devo sopportare questa cosa in più, ma non importa. E niente, oggi ho preso un po' di sole, ve l'ho detto, e sono stata su dai miei fino alle 7:30 circa. Sono stata lì tantissimo. Io mi godo le mie ferie e mi godo la serata, cioè andrò a dormire. Che bello. Andrò a dormire, domani sarà un'altra giornatina, anzi mattinata intensa e basta. Ciao, alla prossima.